No, I'm not a writer. Mi sono pentito di aver offerto il vinello ai francesi là. Cioè, non tanto il vinello, tutto il vinello, cazzo, sono senza niente. Adesso va bene, non è che sono alcolizzato, però porca troia, sto facendo la cenetta un po' così, con un po' di cicchetti, misto funghi e tutto quanto, e ci stava bene il vinello. Vabbè, dai, mi consolo guardando la mia casa nuova qui fuori col cavallo. Vedi CP? No, CP, oh, vedi, i conti tornano. Cosa avevo sempre detto io una volta? No, dimmelo, cosa avevo sempre detto? Che io volevo una casa molto piccola, ok? Col giardino enorme, con i cavalli e il pitbull, il cane pericoloso. E adesso c'è, guarda, la casetta piccola piccola, no? Ecco qua, il giardino grande con i cavalli, per sicurezza lo cambio spesso perché dopo magari mi rompo le balle, sai com'è. E il CP che guida, che si chiederà sempre il CP, ma com'è che lui si siede qua, tocca il volante e tutto parte, andiamo in giro e lo faccio io e non succede niente. CP, lo so che tu pensi così. Buongiorno CP, è l'ultimo giorno di vacanzetta, tu stai guardando se c'è il tuo amico cavallo? È andato a fare un giro il tuo amico cavallo, ma sì, vedi? Qua sono tutti in bicicletta che fanno, vedi, tutte le cose in bicicletta. E noi andiamo verso casa e ogni posto tipo questo, che abbiamo voglia di fermarci, star là a cazzeggiare, grattarci le palline, ci fermiamo. Adesso sto preparando l'attrezzatura per tutte le eventuali piccole sostine e me la metto sempre così quando vado in giro. Allora il drone, vedi, incastrato nella scaletta, qua non si muove assolutamente. Idem, la macchina fotografica la mettiamo qui e dopo quando avrà il cavalletto, che è qui il cavalletto, lascio il cavalletto montato e l'appoggio sempre lì in modo che non cada, no? È buono? Ah no, il telecomando del drone mi digli, ma sì, come facciamo a dronare senza il telecomando? Non si può. E anche questo, perdona il buio che ho chiuso tutto, sennò dopo fa un casino di caldo quella finestra là, non riesco a capire perché. Quindi tengo sempre l'oscurante. Buon CP, noi adesso partiamo. Tu mi chiederai come mai non ha il tappetino CP nel tessuto, perché adesso a giorni, a breve, dovrebbero essere già pronti i cuscini con la nuova tappezzeria. Io ho fatto i cuscini, tutte le tende e il tendone grande, no? E quindi questi vanno buttati via, sia la gomma piuma che il coso, perché li ho rifatti anche delle misure un po' più giuste, perché questi vedi, non mi vanno bene, insomma. Quindi per adesso CP può usarli come cavolo vuole e dopo quelli nuovi ovviamente gli rimettiamo le copertine. Vedi, dovevo verniciare di nero tutta sta parte qua in tessuto, no? Alla fine non ho combinato niente. Cioè, ho combinato niente, mi sono rilassato, ho fatto i video, cioè sono stato tanto bene, ho fatto tante passeggiate, tutto quanto, insomma. Alla fine io sì, mi butto là le varie opzioni di cose che potrei fare e dopo se le faccio, buon, se non le faccio, pazienza, non è che devo rispettarle, capito? L'unica cosa che ho fatto di bricolage, questa antina che si staccava sempre, perché queste ormai le viti erano lasche, allora le ho smontate. Adesso vabbè, c'è un po' da pulire là sotto e sistemare anche questa carta qua un po' storta, devo trovare una solution anche là, cosa fargli, no? E gli ho messo tutto il Bostik sotto a queste piastrine, tra legno e piastrina, e dopo le ho chiuse con la vite, poi ho chiuso così in modo che restasse fermo e l'ho lasciato fermo tutta la notte e così adesso sono belle fisse. Insomma CP,
e detto che adesso noi andiamo verso la base perché domani si lavora, no? Era bello, digli, era bello, perché io e CP, quando facciamo i discorsi, ma cosa vuoi fare quando diventerai miliardario? Noi diciamo sempre, digli CP, che dovevamo avere una casa, tipo in mezzo ai boschi, no? All'estero comunque, in un posto ancora non definito, con i cavalli e i cani. E ce l'abbiamo. E poi dicevamo sempre, sì, ok, bellissimo tutto quanto, però dopo noi ci conosciamo, ci rompiamo le balle, cosa facciamo? Abbiamo detto, vabbè, siamo ultramiliardari, abbiamo tante altre casette, una al mare, una al lago, una eccetera, però dicevamo, che cacchio, ma ogni volta spostarsi, travasare tutta la roba, è una rottura di balle, vero CP? E allora, saluti! E allora adesso abbiamo trovato la soluzione, digli CP. Oh, ma quanto ci piace quando il navigatore ci butta queste stradine slave sperse, snappi, È bello così ti vedi la realtà dei paesaggi anche, no? Che può essere non solo il bello, la parte turistica, ma anche il brutto. Beh, il brutto qui in Slovenia direi ce n'è poco, cioè il brutto della Slovenia sono le città, secondo me, cioè le città grandi. Per il resto, guarda, tutta questa campagna è piacevole, tanto verde, tutto verde. La Slovenia è un cuscino verde dove ci siamo tuffati per 3 giorni, molto, molto bello, veramente. Sì, che poi dico sempre, dovremmo venirci spesso e volentieri qua in Slovenia, in estate, soprattutto nelle parti dove c'è l'Isonzo, il Natisone, insomma dove c'è acqua, no? Per rinfrescarsi e fare il bagno. Perché la Slovenia, da dove ho la base io, diciamo, bene o male è quei 120-130 km, cioè sembra distante, sembra un altro stato, devi passare il Friuli e tutto quanto, invece alla fine, sai, 120-130 km è attaccata, no? Capisci? Se vuoi andare invece a, non so, in certi bei posti, nei nostri monti, eccetera, alla fine vedi che ti bruci 160-180 km, no? Alla fine, solo andata. E quindi... No, bella da esplorare anche in bicicletta, con CP o senza CP, con gli amici o senza gli amici, in bicicletta la Slovenia è da fare. Sì, non sta strada qua, questa strada qua, niente, la sto usando solo per diagolare. Vedi CP, e queste sono le vie abitate della gente, guarda che bello, guarda come mettono i pali alle viti, con legno, giustamente, la legna che hanno qua. Vedi, uno ha la casa qui in mezzo al verde, solo che hanno... maledetti anche loro, hanno messo i dossi come noi, digli, i dossi anche belli ciusi che devono andare via ai 5 all'ora. Però sai una cosa che ho notato della Slovenia, non ho visto villoni, no? Però non ho neanche visto, diciamo, tante casette da poco, appartamenti da poco, fatiscenti alla fine. Cioè ho visto una media, esatto, questa era la parola che volevo dire, una media elevata di belle casette, di casette benestanti, con il loro Mercedes parcheggiato fuori, il BMW, la barchetta, e la media era molto molto alta, mentre da noi è più usanza avere i mega villoni e le, tra virgolette, passami il termine, non proprio catapecchie, ma magari, non so, i piccoli condomini, hai capito? Questo nella gran parte della Slovenia, eccezione quella merda di Lubiana che mi ha fatto proprio schifo, quella città, proprio veramente proprio schifo, perché scusa, dopo che tu vai in mezzo a tutte queste cose, il verde, le grotte, i laghi, i fiumi, la natura, come cazzo fai andare in una merda di cementata come Lubiana? Dai, ti rovina tutto, ma la prossima volta ci giro no a largo di più, anche perché CP, la storia insegna che gli abbiamo lasciato il paraurti là. No, non sono incazzato con Lubiana solo per il paraurti, no, ci mancherebbe. Guarda qua che cosa bella e simpatica, guarda anche tu CP, questo cos'è? Un camper con la moto da cross dietro, cioè capisci? Guarda dove ha la targa, che forte sto camper, ha fatto anche lui c'è sta moda qua di fare i furgoni, no? Tipo quelli del trasporto del pesce, i gelati, no? Con i banchi frighi, e li trasformano in camper. Guarda, perché qua bisogna stare attenti, ci pinciamo il tetto, noi andiamo sempre in questi posti un po' così, vero CP? Ma sì, anche dopo avremo anche un bel tornantone là da freno a mano praticamente. Adesso vediamo come fare. Tutti sti saluti! Non ha ringraziato il nonno, mica l'abbiamo lasciato passare.
È un nonno slavo un po' maleducato. Oh, Stavo pensando che non so se... Stai nel tuo. E che non so se è il caso di aspettare che CP diventi un po' più vecchia oppure prenderlo già ora. Quei carrellini da bici dove la gente porta i cani, i bambini oppure mette gli oggetti. Magari uno ben piegabile, robusto e soprattutto diciamo impermeabile, perché dopo non voglio rompermi le scatole a mettergli borse, borsoni, cioè me lo leggo dietro, magari uno anche usato, cioè della serie vivi bene, mettiti l'anima in pace, se te lo rubano pazienza, cioè non è che devo star là ogni volta a diventare scemo, hai capito? E credo che sia molto comodo per quando vuoi farti quelle passeggiate lunghe, che poi detto il cane dopo non ce la fa, cioè tipo io in bici a volte mi facevo anche 120 km, cioè 120 km al cane, cioè capirai che è impossibile, no? Piccola sosta, non per riposarsi, ma perché c'è sta bella chiesetta qua. Cerkev Svetega Juria, ah sì, vedi, è la mia chiesa. Ok, allora noi entriamo dentro a vedere com'è la situation. Volevo fargli anche una foto, guarda che bella col tetto in pietra. Noi giustamente ci siamo parcheggiati qua, c'è che la sei per uscire, per andare in retro storti e sicuramente arriva qualcuno, vedi che c'è anche la stradina mezzo nascosta, che ci pincerà, speriamo di no, porca di quella troia. Permesso. Molto bella. Magari stiamo facendo messa, oppure no? Controlliamo. No, ma forse l'entrata è di qua. Nice. Molto Nietzsche. Bello. È che non c'è neanche nessuno, posso fare anche una foto anche se non ho il cavalletto. Devo portare il cavalletto. Bello. CP, che scorta di verde ci siamo fatti. E poi il navigatore oggi, guarda Calberone, il navigatore oggi ha detto ti porto a fare tutte ste stradine, sti borghetti, qua metto via la GoPro. E ti credo che dopo è pieno di bestie, cioè qua bestie e fauna. Qua praticamente è tutta pura natura con una strada ogni tanto che ci passa in mezzo, no? Infatti ieri notte, quando abbiamo dormito davanti ai cavalli, un concerto di fauna incredible, in più c'era anche l'amico cavallo, quello nero là, sai che mi ero accoccolato, che è venuto a trovarmi di notte, no? E allora io gli parlavo dalla finestra alla camera da letto e lui dopo si è messo a correre, a trotolellare, bellissima la scena, e lo vedevi, sembrava un'ombra, no? Nel buio, fantastico, bello.